Subappalti irregolari e turbativa d'asta, ad allungare i tempi di realizzazione della nuova curva dello Stadio Ganeo, ora anche un'indagine della Guardia di Finanza di Padova che ha svelato preoccupanti retroscena che riguardano l'appalto da 5 milioni di euro per i lavori della nuova parte dello stadio che comprende anche due palazzetti dello sport. I finanzieri, su ordinanza del giudice, hanno sequestrato il cantiere della curva sud e hanno notificato 2 sospensioni ad altrettanti funzionari comunali per 5 mesi e 2 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione per altrettanti imprenditori per 5 e 3 mesi. L'ordinanza di sospensione è stata notificata al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori in carica all'epoca dei fatti, che secondo l'accusa in concorso con i 2 imprenditori sono indagati per il reato di subappalto non autorizzato. I sigilli nell'area del cantiere, un'opera tanto attesa che già aveva subito dei ritardi e che ora con quest'ombra rischia di congelare tutto per molto tempo. L'amministratore dell'impresa giudicataria, che ha sede a Viterbo, ha indagato anche per turbata libertà degli incanti. Secondo i finanzieri, infatti, avrebbe viziato la gara relativa ai lavori di rifacimento della nuova curva dello stadio, promettendo tempi di esecuzione inferiori, quasi dimezzati rispetto a quelli previsti dal bando. Indagato anche il legale rappresentante di un'altra impresa del Bresciano, alla quale sono state subappaltate illecitamente delle opere in violazione del codice degli appalti. Per quanto riguarda i 2 funzionari pubblici, secondo l'accusa avrebbero agevolato questo sistema non censurando le lacune procedurali e non esercitando la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.